Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Operazione della polizia a Reggio Calabria per l'esecuzione di 34 arresti nei confronti di affiliati a cosche di 'ndrangheta. L'accusa per i destinatari dei provvedimenti è associazione a delinquere di stampo mafioso. Le persone coinvolte nell'operazione avevano organizzato, secondo l'accusa, un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti. In manette presunti esponenti della cosca Serraino, che secondo gli inquirenti è autrice di alcuni degli attentati degli ultimi mesi contro magistrati della Procura di Reggio Calabria. Si infittisce il mistero dei 12 pazienti dell'Istituto Papa Giovanni di Serra d'Aiello scomparsi misteriosamente dalla struttura e il giallo assume sempre più i contorni di un film dell'orrore. Le analisi sul DNA con quello delle salme riesumate, disposte dal procuratore di Paola, Bruno Giordano, ed effettuate dagli esperti del RIS dei Carabinieri e specialisti dell'Università di Catanzaro, avrebbero dato esito negativo. I 12 pazienti non sarebbero dunque sepolti nel cimitero. Le indagini continuano. Syndial è stata esclusa dalle parti civili del processo Black Mountains. La decisione è arrivata ieri ad opera del GUP di Crotone, Gloria Gori, che ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile da parte della società controllata dall'ENI. Altra decisione importante assunta è che il processo, scaturito dall'indagine della Procura sullo smaltimento illegale delle scorie tossiche provenienti dall'ex area industriale e che coinvolge 45 imputati, si svolgerà in città. È scattata ieri a Cosenza l'operazione di bonifica dell'area occupata dall'accampamento dei Rom nella zona del Lungocrati. Circa 200 gli uomini impegnati nello smantellamento delle baracche abusive disabitate sorte alle spalle della stazione ferroviaria. L'accampamento è tuttora abitato da centinaia di persone che restano per il momento nella loro attuale sistemazione nonostante 2 ordinanze di sgombero emesse dalla magistratura, rimossi anche rifiuti e carcasse. Ha soggiornato per 8 mesi nel 2008 anche a Badolato, in provincia di Catanzaro, Ruby, la ragazza minorenne di origine marocchina che avrebbe raccontato di aver frequentato festini ad Arcore nella villa del premier Berlusconi. La giovane, allora sedicenne, era appena scappata dalla Sicilia e approdata nella comunità Mondo X nel Catanzarese. In questa sua permanenza venne anche segnalata ai carabinieri per comportamenti un po' troppo disinvolti, a cui vanno ad aggiungersi anche i precedenti per furto. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha ricevuto ieri la visita del comandante regionale della Calabria Michele Calandro, ricevuto con gli onori di rito dal comandante provinciale Giuseppe Licari e da quello del Roan Giovanni Legato. Diversi rappresentanti delle Fiamme Gialle in servizio e in congedo presenti all'incontro. Unanimi sono risultati gli attestati di apprezzamento e riconoscenza ricevuti dal generale dalle massime autorità provinciali per l'operato ed i risultati conseguiti dal corpo. È stata presentata ieri a Papanice l'associazione Camminiamo Insieme, che raccoglie le famiglie di ragazzi diversamente abili. Presenti per la regione Cesare Nisticò, per il comune di Crotone l'assessore alle politiche sociali Filippo Esposito e per la provincia il presidente Stano Zurlo, Don Franco Lonetti nelle veci del vescovo. Ambizioso il programma dell'associazione, che si pone non solo l'obiettivo di essere d'aiuto a tutte quelle famiglie che vivono il dramma della disabilità, ma quello di costituire un centro diurno per disabili. Halloween dolce a Cosenza dal 30 ottobre all'1 novembre prossimi. La città Abruzia torna ad essere la città più dolce d'Italia con l'8ª edizione della Festa del Cioccolato. La ormai consueta kermesse è stata presentata ieri alla stampa nella sala giunta del Palazzo della Provincia. Tra le novità, a Scuola di Cioccolatino, presentata quest'anno in un coinvolgimento tra il didattico e il ludico per i bambini di quinta elementare, che impareranno divertendosi come si lavora il cioccolato. Campeggia ancora sulle pagine dei giornali Rino Gaetano, il noto cantautore crotonese prematuramente scomparso in un incidente stradale il 2 giugno 1981. Oggi infatti Rino avrebbe compiuto 60 anni. L'artista aveva un forte legame con il Meridione e la Calabria in particolare, che ha raccontato in molte sue canzoni. Una su tutte, ad esempio, A me piace il Sud. La sorella del cantautore, Anna, ha annunciato che sono disponibili ancora degli inediti che saranno presentati prossimamente.